Benvenuti dal Pala Cosenza per Pirossigeno Cosenza L84. Andiamo a leggere i roster a disposizione di coach Ibañez e coach Alfredo Paniccia, partendo dai padroni di casa. Tra i pali Loconte, Del Ferraro e Golia, poi Adornato, Gabriel, Capitan Marchio, Trentin, Mateus, Guga, Felipigno, Pedrigno e Cabeza. Risponde l'ex allenatore del Regalbuto. I portieri sono Tondi, Pasculli e Pierro, poi Rescia, Fortini, Luca Sichera, Capitan Iosico, Lucas Braga, Cuzzolino, Dainese, Murilo Schiocchet e Raguso. Braga per Leandro Cuzzolino, Osico dall'altra parte a ricevere, scaricare subito per Rescia, bella la triangolazione, conclusione di Lucas Braga ribattuta, poi Cabeza protegge sulla pressione di Cuzzolino, riesce anche a portare in avanti la sfera, converge calcio il numero 88, pallone sul fondo, verticalizzazione repentina verso Braga che scambia con Iosico, va alla conclusione, pallone che termina alto del campione del mondo argentino che ha trovato l'intervento di Loconte sulla propria strada. Ancora Cuzzolino a ricevere e calciare, nuovamente Loconte, poi Marchio allontana in parallelo alla Cabeza che mantiene giocabile il pallone, calcia alla conclusione e l'intervento di Fabio Tondi, poi Rescia chiude in fallo laterale. Incomprensione con Gabriel, poi scarica su Marchio, Cabeza riceve, si gira e calcia, palo! Cuzzolino a incaricarsi della battuta dell'out. 3:24 sul cronometro. Cuzzolino sul secondo per Rescia, il miracolo di Loconte. Poi Mateus ad allontanare. Occhio alla controtransizione, siamo 3 contro 4. Trentin passa su Cuzzolino, prova a saltare Tondi che è determinante nell'intervento. Ora Gabriel per Felipigno, rischio inutile, conclusione di Rescia ribattuta. Poi arriva lo stesso Felipigno a rimediare prima di Giuliano Fortini, occasione per l'84. Trentin di là per Felipigno, il bello del futsal, occasione, contropiede e rete, e in vantaggio la Pirossigeno Cosenza con il gol di Mateus Felipigno. 1-0, cinica la formazione di Ibañez che passa in vantaggio con la rete del proprio numero 22 dopo aver sbentato qualche secondo prima il pericolo. 1-0 dopo esattamente 4 minuti e 27 secondi, avanti rossoblu. Luca Sichera ad alzare per Raguso, l'intervento determinante di Loconte. Osico a battere per Raguso che calcia, Loconte ancora a respingere, a puntare Pedrigno sull'out di sinistra. Osico converge e calcia, trova l'intervento di Loconte in zona salvezza, errore di Osico che consegna il pallone a Felipigno, prova il colpo di tacco, interviene Tondi che fa ripartire il contropiede. Luca Sichera calcio, intervento di Loconte, poi Marchio in due tempi ad allontanare. Rieccoci in collegamento dal Pala Cosenza, si è ripresa a giocare, conclusione in rete da parte di Rodrigo Trentin che riceve l'invito dalla retroguardia e scarica un bolide di destro sotto l'incrocio, e il gol che vale il raddoppio della Pirossigeno Cosenza al minuto numero 13 e 24 del primo tempo. La marcatura è quella di Rodrigo Trentin, 2-0 per i rossoblù. Lo andiamo a rivedere nel replay, pallone lungo e conclusione sotto l'incrocio di Rodrigo Trentin. Adesso Felipigno tocca per Pedrigno, Paratondi e poi Rodrigo Trentin, si trova il pallone lì e porta sul +3 la Pirossigeno Cosenza che triplica il vantaggio, sempre con la rete del numero 7, ancora con la rete del numero 7, minuto numero 14:05, esattamente 41 secondi per i due gol di Rodrigo Trentin. Cuzzolino verticalizza proprio per Lucas Braga, occhio alla possibile superiorità, Braga si gira su Marchio, Braga sotto l'incrocio, il gran gol da parte del numero 13. Gran gol da parte di Lucas Braga, lo rivediamo adesso nel replay. Raguso entra nel triangolo, poi Cuzzolino con spazio, va da Braga che calcia, intervento miracoloso di Loconte, poi Rescia all'indietro per Osico. Cabeza protegge su Cuzzolino, poi passa in mezzo a due, gol fantascientifico di Anderson Cabeza che passa in mezzo a due avversari come se nulla fosse e scarica alle spalle di un incolpevole Fabio Tondi. 4-1 per la Pirossigeno Cosenza,
con il gol del suo bomber, con il gol di Anderson Cabeza. Minuto 17-12, 4-1 per i rossoblù. Rivediamo la protezza di Cabeza. Cuzzolino nuovamente per Rescia, calcia col destro, lo conta impreciso, anzi era Josico non Rescia, lo conta impreciso, riapre la partita ancora l'L84 con il gol di Josico. 2-19 all'intervallo, 4-2, torna a -2, di mezzo allo svantaggio la formazione di Alfredo Paniccia. 4-2 Josico. Gira bene con l'uomo in più la Piriossigeno Cosenza, poi allontana l'ex giocatore delle Cositi, quindi Raguso, occhio perché non c'è lo Conte, conclusione da parte del numero 80 che si stampa sulla traversa. Marchio anticipa Braga, poi conclusione verso la porta che termina sul fondo. Termina qui anche un bellissimo primo tempo tra Piriossigeno Cosenza e l'L84, quasi tutto pronto per il secondo tempo di Piriossigeno Cosenza e l'L84. 4-2 per i padroni di casa il punteggio. Raguso sul secondo palo a cercare Lucas Braga, a trovare Lucas Braga, la doppietta da parte del numero 13 che sigla il gol del 4-3 ancora in partita. L'L84 che dimezza lo svantaggio, torna a -1 con il gol di Lucas Braga dopo 3,57 di ripresa. Tre contro 3, finta di conclusione, poi Cuzzolino col siluro, ribatte Mateus, pallone direttamente in tribuna, poi però non riesce a servire Lucas Braga, va lungo lo Conte, la tocca di testa Rodrigo Trentin, a cui basta una banalissima spizzata per fare 5-3. È una furia Josico, è una furia Rescia, anche Cuzzolino, perché pensano che Trentin non abbia toccato il pallone. È una furia Josico che viene ammonito dal direttore di gara. Ciò che conta è che i rossoblù adesso sono a +2. Marchio a rilanciare, Pedrigno controlla, occhio al 2 contro 2, pallone per Trentin, blocca a terra Rescia, poi Cuzzolino chiude la triangolazione con Josico, pallone per Fortini che orienta verso il centro, calcia e trova il gol del 5-4 come in occasione dell'1-0. Occasione, contropiede e gol, questa volta a pungere la L84 che torna a -1 con il gol di Giuliano Fortini a 11:04 dalla sirena e 5-4. Partita che si sta giocando sull'elastico tra il +2 e il +1 dei rossoblù. Cabeza tocca per Mateus, respinge Tondi che poi è determinante anche su Pedrigno. Per la conclusione della partita Raguso respinge Josico. Calcia deviazione, lo conta in 2 tempi. Scambiano come sempre i due rencisti neroverdi. Poi Braga, conclusione dentro per Rescia, pallone che è terminato alto. Pallone sul secondo palo, allontanato per un attimo da Mateus, poi lo conta in corner. Solita ragnatela dell'84, interviene Marchio solo per un attimo, Braga! L'intervento di Loconte è determinante. Cuzzolino in buca Rescia! E poi buca sul secondo palo Lucas Braga. L'aveva costruita bene, benissimo la L84. In questa circostanza per millimetri Lucas Braga non arriva all'impatto. Si riprende a giocare, ultimo pallone del match, Josico varca la metà campo, Josico di là per la rete di Lucas Braga che fa 5-5. Doccia gelata per la Piriossigeno Cosenza che subisce il gol del pari a 4 secondi e 6 dal termine del match. E adesso ultimazione per la Piriossigeno Cosenza, Cabeza, pallone dentro, Felipinho! La spinge in porta sulla sirena! La spinta in porta sulla sirena! Felipinho! La Piriossigeno Cosenza supera la L84 al photo finish sul gong. I rossoblù ottengono 3 punti preziosissimi, convalida il direttore di gara le proteste della L84. Lo andiamo a rivedere nel replay. Cabeza per Gabriel, secondo palo, Felipinho sul gong.